Oggi per noi è una giornata molto importante perché presentiamo ai beneficiari i progetti che sono stati finanziati nell'ultimo bando. Si tratta di progetti essenzialmente dei comuni, ma anche di 2 onlus e di una unione montana, quindi di soggetti pubblici che operano per la collettività, e 1,7 milioni riguardano 13 progetti di servizi per la comunità in campo sociale, culturale, ricreativo e 7 progetti che interessano 11 comuni per un totale di circa 230.000 euro di contributi, riguardano campagne informative per i cittadini sui servizi alla comunità e sugli elementi di attrattività del territorio. Con queste iniziative quindi entriamo nel vivo e diamo attuazione alla nuova mission del GAL, che è quella appunto di potenziare i servizi per la qualità della vita per i residenti, per appunto contribuire a contrastare l'invecchiamento della popolazione, la denatalità e dare occasioni per poter restare su un territorio attrattivo da un punto di vista dei servizi. Ricordo anche che abbiamo aperto un nuovo bando che finanzia le nuove microimprese con un premio insediamento per chi intraprende un'attività, e quindi chi è interessato può prendere informazione sul nostro sito, sui nostri uffici.